mi è stato fatto notare questo scambio di commenti tra Pietro Kociancic, uno dei massimi esperti di letteratura lombarda che ci siano al giorno d'oggi, e Yasmina Pani, divulgatrice linguistica che si occupa di temi legati alle bufale linguistiche. E quello che dice Yasmina Pani, soprattutto perché lei si occupa di bufale linguistiche, mi rende necessario intervenire in questo dibattito, diciamo. Pietro parte con un'osservazione interessante che condivido parzialmente, ossia l'Accademia della Crusca e in generale il mondo della linguistica italiana immagina un futuro in cui l'italiano perde di rilevanza, in cui diventa un dialetto. Tuttavia, cosa fa questa stessa accademia? Si oppone alla rivitalizzazione linguistica. Per l'accademia i dialetti vanno tenuti là, studiati anche bene, perché comunque l'Accademia Italiana in quanto a studio dei dialetti fa un ottimo lavoro, ne avevo parlato in un altro video, però nei fatti non fa nulla per preservarli. I dialetti, come dice Pietro, possono e devono rimanere tali, ma bisogna evitare la dialettizzazione dell'italiano. E conclude con un chi di dialetto ferisce, di dialetto perisce. Al che arriva la prima risposta. Io mi chiedo quale Accademia della Crusca tu conosca, perché è completamente falsa questa lettura che dai. Il modo in cui parlano gli dialetti, il modo tecnico in cui se ne parla, che piaccia o meno, e vorrei tanto sapere a quale cruscante hai sentito dire che i dialetti non devono essere rivitalizzati. Risposta di Pietro. Per esempio da Paolo d'Achille che nel 2017 ha scritto che non si può parlare di lingua lombarda e ha risposto a una legge regionale della Lombardia che la riconosceva, in modo abbastanza blando, per dir la verità. Tuttavia, non è corretto a mio parere prendere quello che ha detto nel 2017 d'Achille in isolamento, come se lui l'avesse detto in una bolla. E lo dico a entrambi, lo dico sia a Pietro sia a Yasmina, perché se noi andiamo a vedere quello che invece scrisse a settembre 2022 per la giornata europea delle lingue, vi lascio il link in descrizione, ma ho fatto anche un video, solo che la qualità audio lasciava a desiderare, quindi non ve lo metterò qui, lo potete trovare. E disse: la seconda questione verte sul tema in Italia particolarmente avvertito della distinzione tra lingue minoritarie e dialetti. Anche molti dialetti hanno reclamato di essere riconosciuti come lingue minoritarie, tanto che alcune leggi regionali hanno sancito o hanno provato a sancire questo principio. In effetti si sente parlare spesso di lingua napoletana, piemontese, lombarda, eccetera, indicazioni che spesso fanno riferimento non a un dialetto locale, ma a quella che è stata chiamata quine regionale, che è certamente presente in certe zone, come il Veneto, in cui il dialetto veneziano funge del dialetto di Coinè, ma non in altre. Ecco, e poi va anche dicendo: è indubbio che i dialetti vadano a tutti gli effetti considerati lingue sul piano strutturale. Storicamente le lingue non sono altro che dialetti che si sono standardizzati e sono diventati, non sempre pacificamente, lingue comuni di interi stati. Ecco, se noi leggiamo quello che ha detto d'Achille, cosa sta dicendo? Sta dicendo la lingua lombarda è brutta, non esisterà mai? No, sta dicendo strutturalmente esiste un sistema linguistico lombardo e questo è fattuale, questo lo dice qualunque dialettologo, lo dice la dialettometria, lo dice chiunque. Quello che non è avvenuto è al momento un processo storico che ha portato questo gruppo a dotarsi di quello che nel nostro spazio culturale, ossia sostanzialmente l'Europa occidentale romanza e in modo simile quella germanica, a quello che appunto viene considerato l'essere lingua, quindi avere uno standard, avere una grammatica, avere una grafia unica, essere usato in determinati livelli istituzionali, il che non vuol dire per forza un uso ufficiale, ma comunque un uso più istituzionale. Effettivamente c'è un problema nel momento in cui la maggioranza dei dialettologi, davanti a una proposta del genere, non dice guardo con interesse, ma dice anatema sit. Non tutti, io conosco dialettologi che sono in gruppi che si occupano di rivitalizzazione linguistica spontanea e seguono con interesse. Non sono lì a dire state facendo bene, state facendo male, seguono, vedono cosa fanno i parlanti. Questo in realtà è un ottimo approccio. E questo è il commento di cui vi parlavo prima. Ora, prende molti punti come lingua all'interno di un discorso sociolinguistico, perché non copre il ruolo di una lingua e riconosce due cose, ossia ogni singola varietà di lombardo è una lingua in senso genealogico, il che è vero perché, salvo rare eccezioni, vengono tutti dal latino,
direttamente, ci sono vabbè dialetti tra virgolette coloniali, e che non copre il ruolo di una lingua, che oggi, 2026, è vero, non lo possiamo negare. È un dialetto perché è confinato agli ambiti d'uso del dialetto, e non sarà una legge a cambiare la realtà dei fatti. E questo è vero, tu puoi anche proclamare una lingua ufficiale per legge, se la gente non la usa, dice è una lingua perché lo dice la legge, ma la legge non cambia le realtà. Ecco. Però vengono citati due ambiti, quello sociolinguistico e quello genealogico, e vengono citati correttamente, solo che quello genealogico fattuale. Quello sociolinguistico cambia col tempo, ci sono tante varietà che con il tempo hanno sviluppato uno standard, hanno sviluppato il loro uso ufficiale, sono diventate lingue, come si suol dire, per molte virgolette, ma manca il punto di vista linguistico, che lo leggiamo proprio in questo messaggio stesso. Ogni singola varietà di lombardo. Cosa vuol dire? Che c'è un lombardo, che è composto da varietà. Quindi dal punto di vista linguistico noi possiamo, non voglio dire con certezza, perché non abbiamo un'equazione che ce lo dice, ma con ragionevole certezza dire che esiste un sistema linguistico lombardo che possiamo chiamare anche lingua lombarda. Non è una bestemmia, lo è dal punto di vista strutturale, quindi dal punto di vista linguistico, non lo è dal punto di vista sociolinguistico al momento, non lo è dal punto di vista genealogico perché, come la gran parte delle lingue naturali, non è di unica derivazione, ma quello veramente conta poco. E quello che viene detto dagli altri tre punti alla fine è una ripetizione di questa, non esiste una varietà prominente. Non è troppo vero, nel senso c'è il milanese che la sua estensione ce l'ha sempre avuta, ne parlava Sanga, ma non si è imposto come standard, questo indubbiamente, se non nell'area immediatamente legata all'arcidiocesi di Milano. Ogni singola varietà è una lingua in sé per sé dal punto di vista genealogico, abbiamo già visto che è vero, e che l'ambito d'uso dei dialetti lombardi non è quello storicamente associato al concetto di lingua in Italia, il che è vero, ma qui si apre la parte molto importante del discorso, che possiamo sintetizzare con una citazione pilatesca. Che cos'è la verità? Per esempio, da un punto di vista scientifico, il pomodoro è un frutto, ma dal punto di vista culinario il pomodoro è una verdura. Ergo, tanti sistemi legali dicono che da un punto di vista alimentare, doganale e tutto, il pomodoro è una verdura. Dov'è la verità qui? La verità ce la dà la sociolinguistica, la linguistica o la genealogia? Dipende di ciò di cui parliamo. Sono tutte collegate. Dal mio punto di vista è preeminente la linguistica strutturale, la struttura del sistema linguistico. Perché questa varia sì, ma varia con l'evoluzione linguistica. Mentre invece la situazione sociolinguistica varia con l'uso. Le lingue cambiano, certo, ma è molto più facile che ne cambi l'uso. Per dire, se domani l'italiano finisse dialettizzato, non cesserebbe di essere una lingua. O la stessa cosa vale per bielorusso e ucraino, sono state lungamente dialettizzate, sono state lungamente schiacciate dalla preeminenza del russo. Ciò non vuol dire che prima di Taras Shevchenko l'ucraino non fosse una lingua, non era una lingua che aveva raggiunto la dignità letteraria e successivamente l'uso ufficiale. Ma non bisogna rischiare di fare discorsi che potrebbero piacere molto al Cremlino. Questo è importante. E non sono molto d'accordo con l'ultimo esempio, o meglio, è vero, ma è l'esempio peggiore che si possa citare per quanto riguarda una lingua regionale non riconosciuta. Perché? Perché è vero che il piemontese non ha uno standard ufficiale, nel senso che non c'è un'accademia ufficialmente riconosciuta che ha fatto il timbro e ha detto che quello è il piemontese, ma il piemontese comunque ha uno standard letterario abbastanza usato da chi scrive in piemontese letterario. Chiaramente non c'è ancora stato un processo di popolarizzazione di questo standard, di questa koiné, ma potrebbe esistere. E il punto del mio commento, ma anche di quello di Pietro, è: perché vi è opposizione a questo processo? Perché tante persone nel mondo accademico, appena si apre all'idea che queste varietà possono essere rivitalizzate, guardano un po' storto, hanno paura? Dov'è il problema? È anzi una cosa molto positiva. Sono due binari diversi, non si può chiedere al dialettologo di fare
pianificazione e rivitalizzazione linguistica, così come probabilmente un pianificatore linguistico non sarebbe un buon dialettologo, ma dovrebbe esserci una leale collaborazione invece di gridarsi addosso. Pietro lascia un commento che è, per dirla all'inglese così faccio contenti quelli che amano gli anglicismi, spot on. Questi discorsi si possono fare tranquillamente per moltissime lingue in giro per il mondo, l'Europa e persino l'Italia. Anche il sardo, il friulano e il ladino hanno questi problemi, ma non sono stati ostativi per un loro riconoscimento legale. E comunque proprio questo è il punto del mio commento. La linguistica italiana, per questa distinzione, anzi discriminazione tra lingua e dialetto su base sociolinguistica essenzialmente italiana e italocentrica, si rifiuta categoricamente di riconoscere come tali le altre lingue parlate storicamente sul territorio nazionale, adducendo tutta questa serie di argomentazioni speciose, dopodiché si allarma se si profila lo stesso rischio per l'italiano di fronte all'inglese. E quest'utente risponde: composto che il ladino è lingua ufficiale in Trentino e nei territori dove viene parlato, i documenti ufficiali vengono tradotti in questa lingua, dandole appunto il riconoscimento di fatto di lingua, cosa che non avviene per il friulano e per il sardo, ad esempio, non ho intenzione di esprimermi oltre sulle iniziative legali di questo genere, che hanno scopo più identitario che altro. È l'uso effettivo di queste lingue a determinare il loro stato di lingua o dialetto. Dichiararle lingue de jure non le rende lingue de facto, se poi vengono usate solo in famiglia, tra gli amici o nel teatro dialettale. È una gran perdita di tempo discutere di terminologia, tranne dove la terminologia deve essere corretta, quando nei fatti l'unico modo per salvaguardare le lingue locali è usarle e parlarle. Se un dialetto è vivo, sarà naturale conseguenza del suo uso in tutti gli ambiti, e quindi lo renderà una lingua de facto. Puoi dichiarare lingua per legge anche l'elfico, se hai il coraggio di approvare una legge in tal senso, ma ciò non la renderà una lingua vera e propria. Allora, questo commento è teoricamente corretto, ma ignora un fatto, che parliamo di sociolinguistica, ossia la gente fa veramente quello che vuole. Nel senso, è vero che, ad esempio, il ladino, dove viene parlato più in Alto Adige che in Trentino, ma vabbè, quello è un dettaglio, sono tantissimi quelli che dicono Trentino per intendere Trentino Alto Adige, effettivamente il ladino viene usato per la redazione di atti pubblici, cosa che col sardo e il friulano avviene molto più raramente. Ed è anche vero che molto spesso iniziative legali di questo genere sono più identitarie che altro, non risolvono granché, a volte sono proprio delle porcate, proprio scritte malissimo. E anche qui si parla del fatto che è l'uso delle lingue a renderle utilizzate. Però si ignora una cosa. Per esempio, io sono stato in un villaggio svizzero, Soazza, ve ne ho parlato, dove l'assemblea comunale si fa in dialetto. Perché? Perché la gente parla in dialetto. Sono stato in tantissimi luoghi dove ho sentito parlare di temi scientifici, di temi medici, di temi tecnici in dialetto. Quindi questa idea che il dialetto non si possa usare per parlare di quei temi se usi solo italiano, non è vero, banalmente. Sarà vero oggi che il dialetto lo parla meno gente, soprattutto nei grandi centri, e lo parla male. E non è vero che è una gran perdita di tempo discutere di terminologia tranne dove deve essere corretta, perché, come diceva il mio professore di educazione tecnica alle scuole superiori, siamo tecnici, dobbiamo essere precisi. Cioè, io sono tecnico, gli altri sono umanisti, ma io sono tecnico, la terminologia deve essere corretta e può anche variare da campo a campo, ma a me sta anche bene che si dica secondo la definizione della linguistica italiana, che è una definizione sociolinguistica e quindi può variare nel tempo, al momento l'idioma X non arriva al rango di lingua. Va benissimo. Ed è anche vero tutto il resto, che il modo per salvaguardare le lingue locali è parlarle. Più lo facciamo, più parliamo di temi seri, più cresce in questo cammino di linguità, potremmo dire, che al giorno d'oggi è anche un cammino molto democratico, perché prima ho citato il caso dell'ucraino, ho detto non è che l'ucraino non era una lingua prima di Shevchenko, non il calciatore, Taras. Però è anche vero che se all'epoca serviva una grande mente che si metteva lì, scriveva un trattato, un bellissimo testo, per prendere una varietà sporca, tra virgolette, considerata sporca dalla popolazione, non degna di esprimere determinati concetti, e esprimerli, oggi fare attività per la lingua locale può essere tranquillamente mettersi giù a fare una voce su Wikipedia, scrivere un testo, fare un video su YouTube. E il concetto di lingua vera e propria è un po' così, nel senso, un po' tornando all'esempio del pomodoro. Tutto vero e proprio? Verdura vera e propria? Beh, siamo a una terminologia estremamente precisa per qualcuno che dice di ritenere una perdita di tempo discutere di terminologia. Di terminologia bisogna discutere, bisogna arrivare a riconoscere che esistono vari termini che possono avere la stessa radice, talvolta essere uguali,
ma essere differenti da settore a settore, anche all'interno della stessa disciplina. Chiaramente in sociolinguistica la definizione di lingua è diversa da quella della linguistica, ma se la definizione di linguistica è sostanzialmente univoca, una lingua è tale in tutto il mondo, quella sociolinguistica cambia da paese a paese. Definire per esempio il lombardo dialect in inglese è sbagliato. Perché? Perché nella sociolinguistica dei paesi di lingua inglese, dialect indica semplicemente la varietà locale. Mentre invece in quella italiano non è scorretto dire lingua lombarda perché non lo è, ma quasi sempre viene associato a lingua dialettale, lingua vernacolare, per far capire cosa? Per far capire che tipicamente il parlante, se deve andare dall'avvocato, non parla in quella lingua. Ma sempre di lingue parliamo, da un punto di vista linguistico. E qui c'è il commento che ha reso necessario fare questo video. La lingua lombarda non esiste, fatevene una ragione. E magari evitiamo di attribuire alla Crusca un odio per i dialetti sulla base di un evento che ne abbiamo capito. Ora, che quell'evento non sia stato capito da molti è indubbio, ma certamente non nel campo di chi si occupa di tutelare il patrimonio linguistico. Perché all'epoca, davanti a quella risposta della Crusca che semplicemente diceva sì, secondo la nostra definizione sociolinguistica non si parla di lingua lombarda, c'era gente che non sapeva neanche cosa fosse un sociolinguista e pensava che fosse un socio di un'azienda che era anche un linguista, che stava facendo chissà quali esultanze. E c'è differenza tra odiare una cosa e pensare in modo che questa cosa poi non progredisca. Pensate al classico genitore iperprotettivo. Il genitore iperprotettivo non odia i figli, però li mette sulla strada dell'insuccesso perché? Perché non li fa vivere. E la stessa cosa vale per la Crusca e per tanti dialettologi italiani. Sicuramente amano il patrimonio linguistico, ma il modo in cui lo amano porterà alla sua estinzione. Diciamocelo chiaramente. Il dialetto rimarrà su dei libri, rimarrà da qualche parte, rimarrà nelle registrazioni, rimarrà nell'AIS, ma non rimarrà nelle bocche degli italiani. E questo è un problema dal nostro punto di vista. Però la prima parte, la lingua lombarda non esiste, fatevene una ragione. Fonti? Sulla base di cosa? Perché questa affermazione può essere divisa in due. Ossia, non esiste un qualunque cosa che è un gruppo dialettale lombardo, e questa è un'affermazione che, per carità, probabilmente si trova qualche dialettologo che la sostiene, ma è estremamente minoritaria. E solitamente chi non parla di lombardo lo fa perché mette insieme il gallo italico, cosa che tra l'altro in determinati contesti ha assolutamente senso. Oppure si ritiene che esista un qualcosa di lombardo, ma a insindacabile giudizio di qualcuno non è una lingua. E il problema di questa logica, come dicevo prima, è che è la stessa logica che usa il Cremlino per negare che gli ucraini abbiano diritto a un'identità nazionale. L'ucraino è un dialetto, la lingua ucraina non esiste. Non sulla base di no, sono troppo diversi, non è che uno dice sì, io parlo, non so, lombardo-romancio, e gli dire no, guarda, il lombardo-romancio non esiste, perché il lombardo e il romancio sono due idiomi chiaramente diversi. Sulla base di una definizione sociale del io non ritengo abbastanza degno questo idioma da dargli il titolo di lingua, secondo la mia definizione nazionale che supera quella linguistica globale. Non è una grande scelta, non è un grande argomento. E si poteva esprimere questa frase in un modo molto migliore, si poteva dire, per il momento, secondo quella che è la tradizione, eccetera, eccetera, i dialetti lombardi non arrivano ad avere lo status di lingua, ma è qualcosa che si può cambiare, come è successo con i dialetti sardi, con i dialetti friulani. Ci sono persone che semplicemente a sentire la parola dialetti sardi o dialetti friulani impazziscono. Noi non siamo dialetti, siamo lingue. Però si può usare, esattamente come si può dire dialetti lombardi. Però appunto metterla giù così non esiste, fatevene una ragione. Qual è il punto? A parte che è tra virgolette facilmente smentibile. Uno potrebbe prendere la pagina dell'ISO con lingua lombarda e dire ecco, smentita. Per quanto non è che sia la cosa migliore da fare, perché l'ISO non è la Bibbia. L'ISO è un'organizzazione di standardizzazione che vuole fornire un sistema di database
per classificare le cose in maniera sostanzialmente buona. Quindi il fatto che si possano classificare i testi in lombardo, dato che esiste un sistema linguistico lombardo, ha senso, ha molto senso. Prendono anche le loro cantonate, per esempio il moldavo separato dal rumeno, ma ha senso. Bisogna anche evitare l'opposto di dire no, l'ISO è il Vangelo, perché l'ISO non è il Vangelo, l'ISO è un sistema di classificazione. Però appunto l'ISO testimonia quello che la linguistica italiana testimonia da tempo, sia l'esistenza di un gruppo dialettale lombardo che c'è. E quindi l'unica posizione che si può sostenere per dire che la lingua lombarda non esiste è dire, secondo me, quel gruppo dialettale non è degno, che mi sembra quantomeno opposto alla visione descrittiva e non prescrittiva che dovrebbe avere oggi chi si occupa di sociolinguistica.